Genesi, capitolo 4. Caino e Abele. Adamo si unette con Eva, moglie sua, che si scette prene e sgrovai un figlio che lo chiamai Caino, perché ricette, ma già accattato il nome del Signore. Poi sgrovai pure Abele, che era un fratello suo. Abele era un guardiano pecora e Caino invece era un parzunato. Dopo poco tempo Caino facette innanzi al Signore un'offerta e tutte le frutte che aveva raccattato in terra. Eppure Abele facette un sacrificio innanzi al Signore, a crenure che di pecorelle sue. Cada anno era nata a buciaio, o razza sua innanzi al Signore. O Signore accettai Abele e offerta sua, non accettai invece Caino e offerta sua. Caino si indussicai, uno piezza, e chi stufato, e a faccia sua diventai nera. O Signore chiamai a Caino le ricette. Perché stai così indussacato e tutta faccia tua china scurore? Se tu fai cose buone, perché tieni a capo tua vasciata? Se invece tu ne fai cose buone, o peccato sta appostato innanzi alla porta tua, mezzo a te ha avuto la smania sua, ma non ti fa accavallare il peccato. Caino ricetta a chi lo frate suo, andiamo un gente in la campagna. E per tremendo stai venendo a quella terra, Caino alzai la mano sua in quello frate suo, e la ceretta. O Signore ricetta a Caino, addosso sta Abele, addosso sta frate. E che tenga avrei con frate, rispondette chista. Ma che sono diventato pure guardiano frate. Ma che fatto, le ricette il Signore. A voce rosanche fratete, a lucca innanzi a me in da terra. Fosse malritta, arrasata che la terra, che per bere la mano tua, senti affagato lo sangue fratete. E quando faticherai a terra, che non terrai più i frutti suoi, perché gli avrai spirito e demirto in coppa a tutta la terra. A così tu il suo peccato che ha giù fatto avevo perdono tuo, rispondette Caino. O vicano, tu oggi mi scacci in da questa terra, e i mo mi varraggi a nascondere lontano da te. Gli sarraggi di mirte me ne varraggi ai fuien in coppa a tutta la terra, e ognuno che mi incontrerà mi potrà pure accidere. E il Signore rispondette, chi acciderà Caino avrà una vannetta 7 volte più rossa. O Signore mettette pongola a Caino in un mirca, perché ognuno che l'avesse incontrato non l'accedesse. Caino si arrasai innanzi all'occhio del Signore e se ne jette a alloggiare in due paesi notte, che si trovava all'avanti Eden. A stirpe Caino. Caino conoscette una femmina e la facette diventare moglie sua, e questa le sgravai un figlio, che mettette a nome Enoch. Caino poi facette un fravocatore e fravocai una città, che la chiamai Enoch, con stesso nome che teneva figlio suo. A Enoch nascette Irat, Irat facette nascere Mecuiael, e Mecuiael facette nascere Metusael, e Metusael facette nascere Lamech. Lamech si pigliai 2 mugliere, una si chiamava Ada e l'altra Zilla. Ada sgravai Isabal, che diventai il padre di tutti quelli che alloggiavano sotto e tenne, a vicino vestiamo. O frate suo si chiamava Jubal, che fu il padre di tutti quelli che suonavano a cedolo e o fraule. Zilla sgravai invece Tubalcain, o Ferrara, che diventai il padre di tutti quelli che faticavano a rame e o fierro. La sorella Tubalcain si chiamava Nama. Lama ricette a quelle 2 mugliere. Ada e Zilla, sentite la voce mia, mugliere Lamech, appizzate le orecchie vostre, e sentite buone tutte quelle che vi sto per dire. Io ho già acceso nome per una scravacatura che chissà mi aveva fatto, e un guaglione per una malugnana in coppa braccia, che mi aveva fatto. Se Caino sarà vendicato 7 volte, Lamech o sarà 77 volte. Adamo si unette un'altra volta con la moglie sua, e che le sgravai un figlio, e lo chiamai Set, perché ricette. Dio mi ha dato una discendenza apposta a Abele, che è stata accisa a Caino. Pure a Set nascette un figlio, e questo lo chiamai Enos. E ad Anna si cominciai a chiamare un'altra volta un nome, lo Signore.